Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Ora dici, Maurizio, quanti strumenti suoni e quali? No, in Perché genere... le persone lo vogliono sapere. Cosa suoni? La No, vabbè, chitarra. suono gli strumenti a corda, cioè tipo basso, chitarra e pianoforte, strumenti a fiato, all'armonica e basta. Ah, l'ukulele, sì e basta. Poi vorrei studiare il banjo, che ancora devo approfondire, ma appena me lo E compro poi poi Maurizio sa lo buttiamo suonare in anche mezzo. il difficilissimo organo, l'organo di chiesa. Lui lo sa suonare. Sì, qualcosa già faccio anche all'organo. Sì. Bene, vi ricordo di iscrivervi ai miei canali YouTube, ai miei 3 canali YouTube. Il primo, il principale, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico. Il secondo, che è nato da pochi mesi, musica tradizionale sarda con Veronica Pisano. E il terzo, proprio nato da un paio di settimane, ballo a casa con Veronica Pisano. E al canale YouTube di Maurizio Gastaldi. Volevo dire anche un'altra cosa, ora non mi viene in mente. Allora, continuiamo con un brano. Questo è un brano scritto da Andrea Parodi e da Marino De Rosas. Vero Maurizio? Vuoi aggiungere Sì. qualcosa? No. Bene, ascoltiamola. Que luz de oro, que luz de oro, que luz de oro, que luz de oro, d'oro è su mare d'oro, che luz de oro. Canta su vento, canta fontana, canta chitarra, canta galana, su goro canta su goro, che luz de oro. Que luz de oro, que luz de oro, que luz de oro, que luz de oro, d'oro su mare d'oro, che luz de oro. Canta su vento, canta fontana, canta chitarra, canta galana, su goro canta su goro, che luz de oro. Que luz de oro, que luz de oro, que luz de oro, que luz de oro, d'oro è su mare d'oro, che luz de oro. Canta su vento, canta fontana, canta chitarra, canta galana, su goro canta su goro, che luz de oro. Grazie Maurizio Gastaldi. Veronica Pisano. Grazie.
Vi ricordo che tra poco, adesso non so quando, però mi hanno già dato la conferma, farò una bellissima intervista ad una persona conosciutissima nel web, di cui sono fans da 3 anni, da circa 3 anni, Anna Skliarova. Andate a cercarla su YouTube, Anna Skliarova, una youtuber russa, insegnante di russo, bravissima, che ha adottato un metodo particolarissimo di insegnamento applicabile a tutti, e poi insomma la interrogheremo, le chiederemo bene le chiederemo bene di questo metodo molto interessante. Bene, vi auguro una buona serata e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!